Sotto avete visto due barboncini? No, il barboncino. Filippo Panaro! Mannaggia, ci pensa a Filippo Panaro, Ma chi siete tu? Io sono il dog sit dei calciatori, loro giocano e io ci guardo i cani. Piacere, Fulvio Pastore. Piacere. Non sono tedeschi, Comunque gentilmente questi cani non possono entrare. Non vi preoccupate che questo è il cane di dog e come proprietario è difficile che trassi. Perché è panchinare pure il cane? Vabbè, poi lo sapete come sono i cani, si accaniscono. Comunque gentilmente dovete andare fuori. Non posso uscire fuori, non è che manca la paletta, che mi fanno per bavo? Sì. Proprio ieri mi ha fermato il vigile mentre ero ai giardinetti con i cani dei calciatori e ha detto oh, non tenete la paletta, vi devo fare il verbale, datemi i documenti. Io ho dato i documenti, ho detto ma questo è per di chi da cani, voglio i documenti tuoi. La cittadina ci capisce, caga, i pavo. Ma guardate, non alzate la bandierina perché i cani erano ancora all'arbitro. Ma era fuori gioco di merda, io lo devo Ma io ci segnalare. sapevo, però, Comunque gentilmente con questi cani dovete uscire. No, non vi preoccupate che tanto questi sono i cani di De Laurentiis, vanno solo a destra e a sinistra, ma non vanno a diritto. E perché? È perché i diritti se l'ha pigliato il presidente. Vabbè, comunque. La vogliamo rispondere a questo cellulare che sta suonando da mezz'ora? L'avete sentito anche voi, ma io faccio finta di non sentirlo perché Insigne che mi domanda sempre cose, un coppo cane, il mio figlio lo senti più, mi domanda sempre le stesse cose. E prima mi ha detto il mio cane se ne scappa sempre, gli piace di stare per strada, tra i semafori, la città è normale, non incrocia. Arbitro! Invasione can!